Un po' di paura, ma la sicurezza per gli studenti del liceo scientifico Jacopo da Ponte non è in pericolo. L'altra mattina c'è stato infatti un leggero cedimento del pavimento in un'aula del primo piano. Si è formata una crepa fra le mattonelle e un avvallamento che ha inizialmente spaventato il personale scolastico, ma dopo gli accertamenti e i sopralluoghi dei tecnici della provincia, l'allarme è rientrato. Resta quindi garantita la possibilità di avere il 100% di alunni in presenza a partire da lunedì. Il pavimento si è deformato, per cui è ceduto da un lato e si è innalzato dall'altro. Lì per lì abbiamo preso anche un po' di paura, invece dai rilievi tecnici che la provincia sta facendo si è trattato di una deformazione del pavimento per una questione termica. Per sicurezza già sabato abbiamo spostato le due classi che erano nelle aule vicine, non sapendo di che si trattava. E abbiamo risolto. Tutte le altre aule sono agibili e quindi utilizzabili.